Domenica e lunedì si svolgeranno i ballottaggi delle elezioni amministrative in Sicilia. Saranno 3 i comuni isolani che torneranno al voto per eleggere il nuovo sindaco. Si tratta dei comuni di Caltanissetta, Gela e Pachino. Le urne saranno aperte domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 7 alle 15. Nel corso delle operazioni di voto sul portale delle elezioni della regione siciliana saranno pubblicate 4 rilevazioni dell'affluenza. Nello specifico si faranno alle ore 12.30, 19.30 e 23.30 di domenica, mentre alle ore 15.30 di lunedì. Disponibili sulla stessa piattaforma i dati degli scrutini che inizieranno lunedì a seguito della chiusura delle urne. Le amministrative in Sicilia, il voto espresso nei giorni di 8 e 9 giugno non è bastato per dare un nuovo sindaco ai territori di Caltanissetta, Gela e Pachino. Non è stata infatti raggiunta la percentuale richiesta per poter accedere alla proclamazione di un nuovo cittadino. A Caltanissetta la sfida è tra Annalisa Maria Petitto e Walter Tesauro. La prima è candidata del centro-sinistra, il secondo candidato del centrodestra. Nel Nisseno si voterà a Gela e dovranno scegliere tra Grazia Cosentino del centrodestra e Terenziano Di Stefano del centrosinistra. Infine, in provincia di Siracusa, a Pachino, è sfida tra Rosaria Fronterre e Giuseppe Gambuzza.